Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno, ti giuro, nessuno può darmi nel dono di tutta una vita la gioia infinita che provo con te, solo con te. Gioia infinita che sento con te, solo con te. Denunciate due giovani donne per aver instaurato finte relazioni affettive con due fratelli celebri di età avanzata. I fratelli, psicologicamente fragili ma eredi di grandi patrimoni di famiglia, erano stati derubati dei loro risparmi. Messe le mani sui soldi, sono scattate le manette per le due truffatrici. Dopo gli arresti, le indagini sono finite dritte in tribunale. Questa era l'ultima notizia del radiogiornale di oggi. Buona giornata. Avete ascoltato? Giornale Radio Rai. Il mondo in diretta. Una notizia a lieto fine, per oggi me basta. Ogni giorno che abbiamo la radio, sempre notizie brutte. Ora pensiamo a noi. Scusa cara, ma c'è troppa corrente d'aria. Teresina, lei sto avvicina. Che c'è? Avvicina che mi sento male! Arrivo subito! A libertà di Teresuccia, che voglio gustare la tua boccuccia. Stai morendo! Che è successo, signor Paolo? Ai, stai morendo! Maria, aiutami! Teresa mi chiamo, no Maria. Lo saccio, mi stava rivolgendo alla Madonnuzza per accogliermi in paradiso. Ma che è successo? Stai morendo! Chiamalo parreno che stai morendo! E che va a fare la va a raccomandare la Madonnuzza? Ma va a dare l'estremunzione, chiamalo parreno! Ma non è meglio che prima chiamiamo il dottore? Sa che te dico, non chiamare c'è nudo che è meglio. E se poi muore? E se muore, stammi vicino tu, che mi sento meglio. Io la freve di cavalli. Allora è meglio che chiamiamo prima lo veterinario. No, non chiamare c'è nudo. Te adesso stammi vicino tu, che mi sento meglio. Ma che fa, babbia? Ma si può sapere quanto la vescia Beneditta freve? Controllami lo termometro che hai messo. Mi facessi vedere, un calave. Annata vanna. Un calave. Annata vanna tedessi. Caia lo trovaio. 36,6, ma che freve non ce n'è. Controllami. Anzi, toccami la fronte. Toccami la fronte che sta chiamando la freve. Toccami lo cuore che sta chiamando a 37,5. Toccami le poste che sta chiamando a 108.
toccami. E ora non tocco più niente. È giusto, tanto la Freve continua a chiamare lo stesso, a 108,8, poi arriverà a 109, 40, E 41. quando si va a fermare? Cuttia vicino, non si ferma più. A chiana sempre ciò sai. Ma può essere che la pressione cacchiana? Sì, chi sei? La pressione cacciana. Ah, allora non è Frevi cammisca. Magari te la mescasse. Ma sei così fredda gioia che manco un punto di morte ti chianasse a 35. E allora quando l'hai vuotata che freva stato? Di bassa pressione. Teresina, ma tu lo capisci che io sogno innamorato di Dio? Signor Paolo, ma lei è vedovo. Perché le vedove che fa non si possono innamorare a rire. C'è chi vive dei ricordi, c'è chi preferisce tagliare avanti senza fare niente, c'è chi si chiude nel proprio dolore e chi cerca nuovi stimoli. E lei a quale categoria appartiene? Io vorrei restare con il mio dolore, ma tagliando avanti, via tia che mi do nuovi stimoli e vorrei che stassi con mia. Quindi appartiene a tutte e due le categorie? Sì, perché la vita vince sempre su tutto e vita significa vivere. E tia vicino volessi vivere un'altra vita. Signor Paolo, non mi parlasse così, lo sapi che sono una signorina illibata. E io sogno un uomo allettato, come vede simbole stessi, cambia solo una icca, una... I suoi discorsi mi fanno arrossire. Meglio vuol dire che ti sta chiamando la Freve. Ah, quindi... Teresina, questo è un buon segno. Quindi io per stare bene con lei devo arrossire? Ma leva lo soleil dell'umienzo e chiamami Paolo. Paolo? Ma che sta facendo? Stai chiamando a Paolo? Ma Paolo, sogno io. Ma infatti mi stava domandando qual era stato Paolo che viene a chiamare. Sogno sempre io, che ho bisogno di te. Caldo o freddo? Caldo, caldo, bollente. Ce lo preparo subito. Ma dove stai yendo? E in cucina a preparare celute bollente. Ma devi essere tu bollente, non lo te. Allora lo tè ce lo faccio freddo. Parliamo la stessa lingua, ma non mi vuoi capire. No, veramente lei parla due lingue diverse. No, io ne parlo una sola, se tu che non mi vuoi capire. Se ti dico delle varie dell'umienzo, signor lei, tu che capisci? Ma ammazzerà uno. Ma proprio di Dio mi aveva innamorare. E certo, dove la trova una vergine come me? Noi del segno della Vergine siamo persone serie, di fiducia e simpatiche e con il nostro carattere attiriamo l'attenzione degli altri. E questo è vero. Perché questo mi atterrasse, che sei una vergine. Ma con tutto questo buongiorno e buonasera sdolcinato che mi do ogni mattina quando ne incontriamo nello pianerottolo. Che c'entra? Quella è la mia educazione. E avesse stato meglio quando se ne avessero insegnato educazione. Almeno io mi avessi innamorato di Dio. Chi è dispiaciuto? Certe volte sì, certe volte no. E quando è sì e quando è no? E come a fare un programma a questi? Saccio solo che mi faceste innamorare e basta. Ma che fa? Mi vuole mischiare la febbre? Sì, ti voglio No, contagiare. ho paura! Ma non ti preoccupare, niente ti faccio. E anche se ne maritassimo non mi facessi niente. Beh, qualcosuzza la facesse, ma purtroppo io ti voglio con mia, ma non ti posso maritare. Perché? L'ho promesso a mia moglie. Ma si è morta, poverina. Veramente era riccona, no poverina? Poverina per la morte avvenuta. O ricca o povera, ci promesse dopo che morì che io mi avevo maritare con noi. Ma se ce lo promessi dopo Camorè, come fece a sentila? Tu la conoscesse bene a mia moglie e sa che è capace di fare danno anche di morta. Ma che crede a queste cose? E poi, che aveva il radar? Vede che le morte vedono e sentono tutte cose. Sì, e poi lo cimitero è così lontano di qua, che manco con lo binocolo la potesse vedere. E con allo cimitero? Vuol dire che ancora vivo. No, dico, se un morto non è allo cimitero. Ma se un morto non ha lo cimitero, una vista essere. E non si sa mai, magari lo potuto perdere strada a strada. Ma
Ma che ci fa sto cestino allora verso un capolomobile? Glielo ha messo lei? Ancora questo lei mi dai, mi devi dare, anzi mi devi parlare con il tu. Ah, come in confidenza? Sì, finalmente. Parlami in confidenza. Glielo hai messo tu, quel cestino sul mobile? No, il fantasma. Che ci sono i fantasmi qua dentro! Ma quale fantasma che ce lo metti? Perché? No! Lazzaro sta così. Ma perché? Mi venne improvvisamente la fantasia di creare un'opera d'arte moderna. E che significato ha un cestino, un capomobile? Ci dà presente un vulcano? Sì. E dentro il vulcano che c'è? La lava. E la lava quando ne esce fuori che diventa? Cenere. Brava. Ora viene sto cestino, ci mette la forma di un vulcano e siccome il vulcano è in montagna, io ce l'ho un cestino, un capolomobile e parlo parecchiogato. Ma non c'è il cratere. È proprio casa l'arte moderna, creare un vulcano senza cratere, che trattiene le ceneri senza far uscire la bava. Oh, scusa, la lava. E che se vuole dire arte moderna? Tutte le cose strane si chiamano arte moderna. Io veramente non la capisco. È proprio questa la genialità dell'artista. E tu saresti l'artista geniale? E tu ci pensavi di fare diventare un cestino, un vulcano? Veramente no. Comunque Paolo, io ora ho visto la tua nuova opera d'arte e ho visto anche che stai bene. Devo lasciarti. No, ma senza che non mi messa ancora assieme. Per venire subito qua ho lasciato mia madre che faceva colazione e la devo andare a controllare. Ci vediamo più tardi, Paolo. No, Teresa, aspetta. A dopo, dai, ciao. Aspetta. Maria di come avere a innamorare. L'umore glaciale è cioccarlo dice, ma non poteva restare un semplice vedovo sconsolato e rassegnato, come voleva mia moglie. No, ma avere a innamorare. E mi sento in colpa che ci stai facendo un torto. Ma che è normale che uno che diventa vedovo si va a porre il problema se si può maritare o no. Mi marito, non mi marito. Mi marito, non mi marito. Madonna ti venne in testa di gettarmi queste castemi che non posso fare più niente. Questa gelosia che ha sta facendo male pure a mia. Non solo che mi tormentaste di viva, ora anche di morta. Se mi volessi fare un futuro, mi è guardare sempre delle tue castemi. Mi tocca tenere cainza e portare con me fino a quando mi esci fuori, perché mi controllare sempre. E non la va a sapere nulla cainza sto vaso ci sono le tue generi. Tutte hanno a sapere che sei sepolta allo cimitero. E invece tu no, sei speciale, a controllare a mia 24 ore in capo 24. Se muoio prima io, voglio essere portata in già di mia, perché voglio stare sempre vicino a te e voglio vedere tutto quello che fa, senza che la va a sapere nulla. Non ti fu visto di convincere, di lasciare te. Non ci fu visto di convincere, di lasciare te bella tisa, in carne e ossa, stinnicchiata, interrompendo tabbota allo cimitero, a mentre te la dimorticente normale. Cavità pare bella, a mentre tu in solo bianco, arraccamata a mano, scegliuto tra le miglia in circolazione. E invece tu no, sei speciale, a controllare la mia 24 ore in capo 24. Cenere siamo e cenere ritorneremo,
perciò meglio prima che dopo. E se non fa che gioca di qui o ti viene in testa di maritare di cunaccia, ti manno 100 anni di malanni. Abbonnata a questa stai e quest'anno che mi ha scantato fino a quando sono morto. Ma tutta la gente normale aveva le burseggiette al cimitero e invece mi ha scantato a parlare perché vuoi vedere e sentire tutte cose. Come? Teresa. A chissà, non la posso vedere. Ci dico di non me ne caida per rispondere che lo fa di proposito, perché si va a ricordare di Dio che ero amici. E ste, perché ti comigliaio con il cestino? Ma non lo fece per non farmi vedere o sentire di Dio. E non ho niente da ammucciare. Lo fece perché Cainda c'era troppa corrente d'aria e mi scandava che t'alle freddava tu. E te comigliaio con il cestino, un muriva che ti mentiva da starnutere. E magari ora che viene tuo comare ti faceva tu scoprire. Sì. Eccola, questa Igia è puntuale come un orologio svizzero, da 20 anni. 7 mesi e 10 giorni. Buongiorno, compare Nenetta. Buongiorno, Grazie. compare. Come ammo? E come a mangiare, come un vedovo sconsolato. È che lo dice a mia, che avevi 20 anni, 7 mesi e 10 giorni che sono vedova. Lo saccio, io ho il calendario aggiornato. E che ti do fastidio se conto le giorni? Ma che dici? Lo sa che mi fa piacere ricordare ogni giorno dell'ultimo giorno di mia compare. Ah, tu sai che mi capisci, non sei come a mia compare, che invece di capire l'umachianto mi diceva sempre: cara compare, non puoi piangere sempre, non puoi stare sempre a pensare a tuo marito, a cercare di farti una vita nuova con nato. Ah, cos'è ti diceva? Sempre. Ma voleva che ti maritava tu. Sì. Ah, cos'è ci diceva tu? No, già lo diceva a mia. E visto che mi diceva sempre così, quando morì già pensai a te, caro compare. Per farmi le condoglianze. No, per farmi la vita nuova. Zitta! Aspetta. Sto cestino in terra non mi piace. E lo mette in capo lo mobile. Poi lo sistemo. Ma E allora ti ho voluto fare la vita nuova con mia? visto che tua moglie me lo diceva, arroppiato, meglio di te a c'era. E allora se lo diceva Igia, fatti la sta vita nuova con mia. Tanto non sogno io che me la cerco, ma se tu capirà domani. No, caro compare, chi sta facendo? Ora non me la posso fare più la vita nuova con te. Perché? E perché? Perché quando cercava di fare dello capere, tu non mi mostrasti nessun interesse. E quando me lo faceva tu capire? Dopo che moriva tua moglie e veniva qua ogni giorno, consolare una vicenda, ma quando mi avvicinava per confortare te, tu mi arrassava tu. E che ne sapeva che la moglie a te ti diceva una cosa, a mia me ne diceva un'altra? Perché? Che ti diceva? Che se moriva prima Ida gli aveva arrestare solo per sempre. Arrestare vedovo a tempo indeterminato, mi diceva. Perciò guai a farmi bene l'idea di maritare Mariere. Ma che su lo diceva se moriva prima Ida? Perché se moriva prima Ida che gli ha fatto? Si poteva maritare. Ah, brava! Quindi a secondo che muori prima cambiano le cose. A quanto pare sì. E brava mia moglie! Vede quanta occasione hai perso per rispettare la sua volontà. Io non lo saccio se avessi morito prima e mio marito che avesse fatto.
Canuscina ma compare sicuramente Eggio avesse pensato che sa Eggio cattia, di sicuro, certamente non l'avesse fatto come faceste tu a Mendetingia, già vecchia nipote per fare di compagnia. Eggio avesse cercato un altro tempo di compagnia. Mi dispiace dire tello, ma chissà è la verità. Ognuno la pensa come ci pare e piace. Ma a proposito di mia nipote, te la posso confidare una cosa? Certo, Dimmi, lo giuro che non lo dici a noi. lo giuro, non lo dico a noggio. Compa, tu lo sai che sogno sempre chiusa inda, ecco non parlo mai con noggio. L'unica lisciuta che faccio sono sti 5 minuti che internetia, che mi vengono di passaggio quando ritorno della chiesa. Compreso quando ti volete fare la vita nuova con mia. Certo. Anzi, che ci va che sa, per farmi consolare di tia. E invece tu, come uno zozzo, non capiva tu niente. Non lo sapevo tu che era zozzo. Grazie a te c'ha diventato. Effettivamente ti faceva più esperto. Grazie. E quando capiste che era zozzo, continuaste a piangere normale. Non tanto quanto basta per ricordare Mello. E allora ti hai messa competenza. Dal primo giorno che moreva marito, ogni notte me lo zurrava, che veniva di via e mi faceva compagnia. Poi la mattina quando mi svegliava, mi ritrovava sola e chiacciva, non te chiudo perché mi mancava. Poi una notte me lo insonnaio che era arrabbiato. C'è un mannaio che viva e mi diceva che aveva visto uno che mentre si avvicinava a mia, ma mi vasava. E sbagliando mi faceva vasare. Ma se era sonno. E se l'ho fatto staccare da allora, non si fece neanche un bene dello sonno e è piaciuto ancora chiusa la sua morte. Ma se era sonno tu non sbagliavi. E sbagliaio che non m'aviva a fare vasare. Ma sempre sonno e non te vasava. L'ho fatto sta, che le sonno che faccio io, poi s'avverano sempre. Ma perché? Che è successo? La cosa riguarda mia nipote. Perché Ida non è mia nipote. Come non è tuo nipote? No. E poi è allora? È mia figlia. Tua figlia? Ma se tuo marito è morto di 20 anni? 7 mesi e 10 giorni. Appunto, come fate a avere una figlia ciunica? Ma compare che la viva a lunga scadenza. L'ho fatto sta, che tuo compare non è suo padre. E che solo via capoto? Ecco è allora. E che disagio è. Come che ne sa tu? Fu un momento di smarrimento. Visto che non usciva, Saneno lo fornaro di cassuta. Sì. Ogni mattina mi portava lo panino e mi diceva che chiacciva notte e giorno. Ma veniva pure la notte. Chi c'entra? Chi sta parola che si dice? Io solo lo giorno veniva e mi diceva che chiacciva. E te vuoi consolare? Mi consolava con le parole. Poi mi dava conforto, ma un giorno, mentre aveva a mano lo borsello per pagare il celopane, mi blocca le mani e mi dissi: Ninetta, da oggi in poi non c'è più bisogno di pagare il pane, te lo offro io. E perché? E mi dissi: il tuo pianto mi squaglia lo cuore e mi stringe più forte le mani, proprio come fornello sonno. E chi può compà da stinciuta di mano squaglia anche a mia. E ora con le mani non sta squagliando? No, E certo, perché sogno zozzo, che non faccio spirito, che come ti mette a squagliare ci abbagna lo pane. chi può compà, io la carne tenera. E tu pane fresco, e mi faceste una bella buffata. Ma solo stavolta successe, dopodiché nasce mia figlia. E allora quando ci fu il periodo che non veniva, tu era perché?
Certo, mi affrontava della mamma con mare e ci diceva che non stava bene e non poteva esce. Ma sapete lo fornato, scusa, perché con mia te voglio mendere? Compà, la carne è debole, ma neno è neno, e tu sei tu. Mi voleva fare la vita nuova, come mi diceva tua moglie. In poche parole volete fare la vedova allegra. Scusa un attimo, come vai a rap? Oh, ciao, Gloria! Ciao, zio Paolo! Entra, tua zia è qua! Gloria, allo zio Paolo ho appena detto tutto di tuo padre. Finalmente ti sei decisa. Sì, ma solo lo zio Paolo deve saperlo. Ah, quindi Gloria sa la verità. Certo, io so tutto. Mia madre mi ha raccontato tutto, ma mi ha sempre obbligata a dire in giro che sono suo nipote, perché sai, zio, ha paura del giudizio della gente. E tuo papà sa che sei sua figlia? Certo, Ah, con la meno scusa male. che continua a portare a casa ogni giorno il pane. Parliamo insieme per tanto tempo. Ma io voglio che tutti sappiano che è mio padre, invece di stare nascosti. Ma perché non te lo marete e aggiusti la situazione? Vedova sogno e vedova e restare. La gente mica va a parlare a Matula dicendo che ci mesi le corna a mio marito morto. Tutti sanno che è mia nipote e che me l'è cresciuto per farmi compagnia. Chi sta è la versione che va a restare. Mamma, ma perché questo senso di colpa? Devi accettare la definitiva perdita di tuo marito. Se accetti questo, capire che è sacrosanto riprendersi l'opportunità che ti offre la vita. Io, ad esempio, voglio dirle a tutti che è mio padre e che lo voglio bene. L'importante è che lo sapeggio, alla gente non ci interessa. E tu continuerai a piangere tutta la vita davanti al giudizio della gente per sentirti con la coscienza a posto. Eh sì, piangerà sempre, anche in una nuova vita. Ma non ti preoccupare, Gloria, che prima o poi capirà e si aggiusteranno le cose. Sì, io mi auguro il prima possibile. Ma ora, competenza per competenza, te la posso fare una e, visto e considerato come dici tu, non si sanno mai le cose della vita. È meglio che qualcuno sappia la verità. Certo, lo sa che sogno sempre in chiusa intra e che non parlo con nodo. Ma manca nero la dire, Te lo giuro. A sapere, Arre lo c'è non terra, menteste. mi piace che sta così. Lo vedi, sto vaso? A sapere che a Caingia, uno, manca a dire niente. Parla più forte. Veramente manca parlato. Fosti tu che dicesti che a Caingia. Caingia sto vaso si sporca sempre. Un momento che lo lavo nello bagno e torno subito. Va bene. Maria, compà, che Ai, ai! Che successe? Mi stava ammazzando! Oh! Troppi caio non lo tappete gli a sbattere contro lo specchio! E che fece si rompe? Si frantumà che fanno Pedra madre, che stai sentendo di sfortuna, so! E certo, ma stavano cent'anni di castemi. Ora ce n'è una risetta per lo specchio rotto. Quale castemi? Di che so te voleva parlare? A ieri quando gli è cattato il pane, nessuno dello forno c'era una signora che aiutava castemi a tutte le vedove che si vogliono maritare. Io non mi voglio maritare e sogno a posto. Tu come sei messo? E come mi marito e con tutte queste castemi? E allora vedi che la pensiamo alla stessa maniera. No, mamma, tu hai paura di sposarti per il giudizio della gente. Lo zio per paura degli scongiuri. Due modi diversi di pensare. Sì, ma con lo stesso significato, vedove a vita. È ora di finirla con questi pregiudizi. Guardate avanti. Ascolta mia, compà, se ti capita l'occasione, maritate, che non ti succede niente. E perché tu non ti sposi con papà? Ti dessi che vedova sogno e vedova e restare. Non c'è modo di convincerti, andiamo che è meglio. Va Ciao, bene, zio ciao, Paolo. compà. Ciao.
perciò se moriva prima ieri, tu t'avessi tu maritato a riere. E brava, brava, brava. E io che mi faccio scrupolo e pettia e mi faccio pigliare per fino a pezzozzo della gente per guardarmi delle tue castemi. Mi stava facendo umore, facendomi sbattere contro lo specchio, solo perché io ci stava confidando a tua comare che in questo vaso c'è setto. Ma se ce lo dicevo lo faceva a pettia, perché se non lo sarebbe sto fatto, la prima cosa che fanno è gettare sto vaso senza valore e a mezzo la munnizza insieme a te. Arrivo. Oh, buongiorno, comare Pasquale. Buongiorno, compà. Che parli solo? Ma io manca parlato. Ma io sentiva parlare che in ci sei solo tu. Ah, c'era la radio aggiumata e mi stava lamentando delle notizie che sentiva. E allora, compà, come va? E come a mangiare, tramma a campare, sogno consumato, non saccio fare più niente. A non t'abbattere, compà, che ti trovai una carusa che è disposta a farti compagnia e farti le servizi di casa. Come è? E come è? Una carusa di fiducia che conosco benissimo, compà. Come è? Una massaruna, oh, non si stanca mai. Sì, ma come è? E come è? Seria, è una carusa molto seria. Lo capivo, ma come è bella? È una bellissima ragazza, alta, bionda, capelli lunghi e occhi così come lo mare. Non mi interessa, basta che travaglia. Compà, sta carusa che ti trovai, io avevo tanta voglia di travagliare onestamente, di queste cose non ci interessa niente, a meno che non te la vuoi maritare. Lo sa che non mi marito. Ma dimmi una cosa, sta carusa a quale condizione viene cainda di mia? Io è disposta a farti compagnia fino a quando muore, compà. E se muro fra 100 anni? E sta con te fino a 100 anni a servete, a patto che ci fa lo testamento di tutte cose. E io avessi a lasciare tutte cose iggia. Compà, una volta che diceste che non ti vuoi maritare più, che vuoi restare solo, e allora io è disposta a farti compagnia per tutta la vita. E io ci avessi a lasciare tutto, compreso oro, sordi, case e turrena. E se ce le vecchesse che ci vuoi lasciare? Ce la puzzo dare la tua biancheria. La biancheria? E che se la va a fare di chi te mia? Ma compà, Non parlo con te, ma con chi parlo? Oh, non è che a Cainda ci sono altre gente. paratia. Ma perché qui c'è? Ma Cainda vede che se le mura e hanno orecchie. E tu a domandare stai eggi? E veramente me la domandai io stesso se ci posso lasciare a sta carusa la biancheria di mia moglie. Ma non penso che ci interessa, compà. Ah, e c'è anche una bicicletta. Compà, tu ci a lasciare l'oro, le sorde, le case, le torrena, che ti va a servire vita naturale durante. Poi, d'altronde, tu a qui a quello a lasciare, meglio occasione di chista con era messo, manco lo conto. Veramente lo conto che mi sta portando è salato, altro che non gli è messo lo conto. Giocare sulle cose più preziose sono, compà. Anzi, se tu te la maritassi, tu ce lasciassi tu fino alla pensione e la sistemassi tu per tutta la vita. E non ne ha bisogno manco di esce sordo per lo testamento, compà. Non mi marito, ci faccio lo testamento e mi serve. Buongiorno. Prego. Mi manda Pasquale. Ah, buongiorno, Sante! Ah, Casogno! sono contenti che
ci si magaretto. E per forza, vuoi a fare le presentazioni. Cara Santina, ti presento Paolo Faraone, detto l'egiziano. E perché l'egiziano lo chiamano? Ma tu l'hai visto mai un faraone americano o uno italiano? No. No, deve essere per forza così egiziano. San Giulio Malampecce Caeto, che quando eravamo carose mi sbagliava sempre il cognome. Una volta lo chiamava Paragone, un altro viaggio Galeone, un altro viaggio Pappagone. E allora, per non scordare me lo chiamo, inventai un soprannome, l'egiziano. E così mi veniva più facile a ricordarmi Faraone. Certo. Quindi, caro egiziano, ti presento Santina, la tua dama di compagnia. Vuole dire che chi sta è la signorina delle pulizie. No, dama di compagnia. Dama di pulizia. Ma compare, ma Cocco parli, ma che parli solo? Ma te pensaste che parlo solo? Me lo stava ripetendo io stesso che va a fare a sta signorina. Ma compare Pasquale te lo dessi che c'è da fare? Sì, mi disse che mi va a fare un testamento. E tu la servere per tutta la vita. Sì. C'ha a lavare le robe, c'ha a fare la spesa, c'ha a fare la compagnia, insomma, c'ha a fare tutto quello che avete bisogno. Lo senteste? Pulizia, lavare robe e spesa. E niente ciò, sta tranquilla. E che mi sta a fare che ho stato chiesto? Ha visto, compà? Che caruso intelligente che ti portai io? Sì, ma mi posso fidare? Certo, ci sono di garanzia. Ma moglie, la buon'arma di ma moglie non si fidava di noggio. Certo, gelosa come era. Oh, non te la stava mai un secondo solo. E quando succedeva raramente, voleva fatto lo resoconto. Una este, con queste, che faceste? Ti faceva l'interrogatorio di quinto grado. Anna femmina così gelosa, ma non l'hai visto mai. Silenzio, parla piano, che te può sentire. E che fa? Vedi che tua moglie è morta. E poi come mi va a sentire da capoccia? Non si sanno mai le cose delle muerte, magari la sua anima sta passando del capiceno e lo può sentire. Ma che fa? Ti scanta ancora dire? Io voglio portato rispetto di mia moglie. Ma moglie non era gelosa. Ma come? Se ti lamentavo tu sempre, veniva tu di mia per sfogarti. Io non mi lamentavo di mia moglie, mi lamentavo di mia stessa che non potevo fare certe cose. Ma moglie aveva sempre ragione. Ma a me non mi pare che ci davo tu sempre ragione. O capiva male io. Esatto. Comunque, secondo me, compà, detto fra noi, alle friscaste. Maria! Mamma mia, che Figlia di chissà, figlia di. Disgrazia! Se lo desse parla piano. Se lo desse parla piano. Lo pedite, questa testa dura che ha. Ma più dura di chi tua non ce l'ave in testa. Maria, lo pedite. Non lo fece apposta, scusa. Ma che dolore, che dolore. Maria, dai dallo stuppiaio più davvero. Comunque, visto che avete conosciuto, io me ne vai chiamo un notario, va bene? Perché tutta sta prescia? Ma meglio aggiustiamo le carte, meglio per tutte, caro compare. Maria, ma che dolore. Non correre, canonnaio prescia. Ciao. Arrivederci. Maria, lo stuppiaio a cristiano. E allora, visto che cominciare a travagliare, da Inda c'è la cucina, con lo bagno e la lavatrice per lavare le robe. Va bene. Sotto lo lavandino ci sono le prodotte per lavare. Va bene? Va bene. Però sta attenta che da sotto ci sono le bustine di veleno delle sorci. Sì. Ogni tanto ne vedo qualcuno e ce lo mento. Va bene, sì, ci stai attenta. Poi, continuando sempre da Inda, c'è la camera da letto mia e tua. Stanze separate? No, unica stanza, e letto, unica piazza. Solo dormire. Quindi c'è tranquilla. una stanza da letto sola e noi di noi avessimo a dormire insieme. Ma perché? Per te che è un problema? No, il problema potesse essere lo suo.
Ma vuoi vedere che cottia è a tenere le luci aperte? No, è meglio se tiene le orecchie attoppate. Perché che fa? Parle? Sì, io quando dormo mi faccio sentire. Ah, e allora qualche notte a restare sveglio per sentire. Sì, io parlo russo. Russo, brava! Ecco te l'ha insegnata sta lingua. Io pigliaio di mia padre e matematica che erano professore d'orchestra. Della Filarmonica di Sì, Mosca. facevano concerti da camera. E allora, come ti diceva, qualche notte viene a restare sveglio per sentire. E se poi ci danno concerti. fastidio. Non ti preoccupare che forse capelli sono un sveglio manca cannonata. Ah, meglio, così io non me ne faccio problemi. Ma di notte per caso che te fa pure la matematica? Ma cos'è quando dormi? Non si fa preoccupare che io dormo. Meglio e almeno te so se riposata. Certo, io è travagliare. Il signor Pasquale mi ha parlato bene della sua persona. E delle marrechezze. Certo, anche. Mamma mia, delle ricchezze non mi interessa niente. Ah, sì? L'importante è che travaglio. Allora te faccio lo testamento solo per la biancheria di mia moglie e la bicicletta. Sì, e le altre cose che fa se le vuole portare con voi al cimitero? Se potesse. E invece non può, perché tutto che gioca a qua non se lo può portare a capo. E purtroppo no. E allora li lascia mia che gliela sirvo. Poi, quando fa le pulizie, lo vedi sto vaso? Sì. Non lo toccare mai, manco per poliziare. Perché? È un pezzo pregiato e mi scanto che si rompe. Va bene, come comanda possibile. Anche se lo vede nella stanza, tu non lo toccare, va bene? Sì, signora, io lo lascio. Poi, ogni giorno verso sto orario scende da sotto nello fornaro e baccate lo pane. Ma se lo fornaro io a cassuta, non ci potremmo dire che la chiana iedro can capo. Ma che sei pazza? Perché che desse? E se poi trova la carne tenera? Ma vedete che stiamo parlando dello fornaro, no dello macellaio. Appunto, poi la gente che va a dire che te lo fece fare ieri. Ma che? Fare un figlio con uno e dire che è mia, sinceramente, mi dà fastidio. Ma quale figlio? Ma vedete che stiamo parlando di pane e bossia se ne vale figli. Ma per la madre io non la capisco. Lo saccio io che voglio dire. Ah. Comunque, una volta che io nei pioi ci va vossia, che sotto che io mi vai a sistema, va bene? No, questo freddo che c'è la freve cagliaio, ma ammazzo. Ma quale freddo? Quale freddo? Appunto. Ma se fuori ci sono almeno 30 gradi, c'è lo sole che spacca le pedre. Vedi come avesse a squagliare se ne scesse io. Ma vossia può nascere tranquillo che non ci succede niente. Perché che disse Pasquale Andura? Che vossia aveva la testa più dura della pietra. Perciò può stare tranquillo e può nascere. A cos'è dice tu? A cos'è di cui Vabbè, per ora ci voglio io. Avanti, che io mi fare? sistemo queste cose. Che mi fare? A posto. Ma che si sta portando lo vaso appresso? Questo è un vaso di terracotta e quando me la cattai mi dissero che era un po' cucciato giusto e che aveva bisogno di pigliare tecchia di sole per completare la cottura. Non diceste che fuori c'è sole e ci sono 30 gradi? Sì. E chissà è la temperatura giusta per completare la cottura perfetta dello vaso. Va bene? Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Ma che strano sto cristiano. Ma io manco lo capisco, va. Parla di pane e se ne va le figlie. Si porta presso lo vaso per farlo cuocere. L'importante è che a mia mi fa lo testamento e poi so che vuole fare fa. Paolo, buongiorno. Buongiorno, che si nova? No, di seconda mano. Che ci fai qui? Stai giocando? Ah sì, e come? Alla briscola, che facevo giocare magari tu? No, grazie, io non so giocare.
Ma tu cos'è che trasi senza bussare? Mi chiamo Teresa, io ho le chiavi di casa di Paolo e posso trassi senza permesso e senza bussare anche quando il non c'è. Ah, allora siete inconfidenti. Certo, è innamorato di mia. Come un innamorato? Allora non è solo. No, certo che è solo. Io abito nell'appartamento qua di fronte, nello stesso pianerotto, non si mamma madre. E giù sta solo. Ma quando avete bisogno mi chiama e vengo subito. Ah, ma ora non ti ha chiamato un oggi, perché veneste? Perché Andura si sentiva male e ora venne per vedere come sta. Tranquilla, buono, sta tenesce per gli accatalopane. Ah, ma scusa, tu chi sei? Santina, e farò la dama con il signor Paolo. Certo, giustamente dopo la briscola la dama. La dama di compagnia, che fa? Non puoi essere o ti fa schifo? Ma io veramente non mi ha parlato mai di una dama di compagnia. Ma saccio che cercava una per fare le pulizie. Per farci compagnia. Che sei gelosa? Per fare le pulizie ce le può fare, non ci sogno gelosa. E per farci compagnia? Tu che sei vergine? Siete? E che le bene a dire a te ora? Ma dale a qua. Ah. Che c'è di male? Mica è un segreto di Stato, lo puoi dire. Ah, e allora io li a dire per forza tutte. Saperlo è interessante e aiuta a conoscere chi hai di fronte. Io, per esempio, lo chiedo a tutti. E allora sei maniaca. Appassionata, precisamente. Quindi, sei vergine o no? Ah, e se ti dicesse che prima c'era e ora non ci sogno più? Non può essere, o ci sei o non ci sei. Che la verità. Io, per esempio, sono nata vergine e vergine morirò. Contenta tutte. Senti, dimmi una cosa. Ma Paolo sa questo discorso? Certo, ce lo dici. E che dici? Ci fa piacere. Certo, Paoleggio voleva essere un primo. No, ma non è il primo. No, vedi, non può essere sto fatto allora, eh? Io lo dico a tutti che sono vergine. Sì, ma la gente che ci interessa. Ma perché tutti devono sapere che sono una persona seria, di fiducia e simpatica e che con il mio carattere attiro l'attenzione degli altri. Perché che fai? Io non l'attiro. Dipende se lo sei o non lo sei. Avanti, non ci sogno vergine. Oh, allora che fa? Non l'attiro la fiducia? Si può sapere almeno quando nascesti. Ma perché la serietà che dipende dalla stagione? No, dal segno. Il segno? Quale segno? Quello zodiacale. Allora di che stavamo parlando? E di che? Di segni zodiacali. Quindi tu sei vergine di zodiaco, no? Dell'altra cosa. Io lo sono in tutto e per tutto. Gioia per Giupitia non lo sa che giocata a Pirso. Lo scoprirò se Paolo mi sposerà. E allora poi starà così per tutta la vita. Perché Paolo non si marita? Perché soiava mia per compagnia qua. E allora vuole dire che lo convincio io a maritare. Sì, tutto tempo perso, Poi si vede, intanto ora me ne vaio e torno più tardo. Ah, va bene. Ricordati che ora ci sogno iecca, perciò tu ti puoi muovere con tua mano. Io lo saccio che gioca a fare. Arrivederci. Arrivederci. Ma da lì a sta virginetta che venne qua a fare l'esperta con mia, tu. Però non volessi che chissà veramente commengia a Paola a maritare Silla e perdesse tutte le ricchezze che mi va a lasciare. No, io stare attenta a non la far avvicinare assai con Paolo e di farla allontanare di egge. Arrivo. Meno male che veneste. Che è successo? Che successe? La conosci una certa Teresa? Qui è. Teresa, la vicina di casa. Ah, sì, che la conosci. Che fai? Che fece venne qua, senza chiave, e mi disse che Paolo è innamorato di Idra e lo vuole convincere a maritare Sello. Oh, se lo convince. Acaba a fare una povera scimonetta. La conosce a Paolo a Trasannese del Cainta. E allora la conosci magari tu? De passaggio, non ce l'hai tutta questa competenza. Io vi dica di che si scimonete mi scando.
Lo chiamaste allo notaro? Sta venendo. Oh, vedi che sto testamento l'hanno a fare subito, prima che sta cretinetta lo stravia. Sta venendo. Maria, sicuro sei che sta venendo? Sì, che sta venendo. Ah, meno male, va, perché così io sogno più sicura. Ma Sante, non ti preoccupare. Vedi che Paolo gli aveva una grande fiducia di me e fa sempre che giocate qui è. Capiste? Ma, Arrecase, compa. E che fa questo vaso in mano? Ci feci fare una passeggiata. Non babbiare Ma con le cosa cose fai? serie ora, vai. E infatti le cose sono così serie che mi tocca fare che non volesse fare. Maria, ma che parlo complicato, ma io non te capivo, non ci capivo niente che giocate. Portai lo vaso a farlo ingoggiare che si stava rompendo. A proposito, compa, vedi che lo notaro sta arrivando. Mia che viva. Meglio aggiustiamo le cose, meglio è per tutte, compa. Va, Pare che sempre stava scappando. Ma che c'entra? Una volta che Santina comincia a travagliare, è meglio che la mettiamo in regola ora. Compa, io mi stai fidando di te perché Aida non la conosco. Compa, fidati che è una carusa seria e travagliatura. Ma va a fare però che giocate qui, va bene? Certo, può fare che giocate qui, ormai è le tue dipendenze. Scusa un attimo, compa. Prego. Buongiorno, guido pochino. Chi è niente di tonno? Niente di tonno. Perché che fa può essere? Ma che è d'origine sarda? Ma come? De tonno sembra un nome di origine sarda. Veramente se è sarda non può essere tonno. Magari potrebbero esserlo i suoi genitori. I miei genitori erano esseri umani, né tonno e manco sarda. E allora il nome Nente non è che è il diminutivo di un altro nome. Ma che sta dicendo? Ma quale nome e contronnome? Ma che vuole? Sono venuto per ricevere un testamento. E codesse che l'hai a fare a lei? Compa, lo notario. Ah, lo notario, capiva che lo torna alla sarda. È lei che si è presentato col nome Nente de Tonno. Veramente io mi presentai proprio, ci disse solo, visto che lei guida pochino, io non vedo niente di tonno. Allora non erano il suo nome e cognome? No. Vabbè, avevo frainteso. Va bene, allora io adesso ricevo il testamento e poi lo pubblico. Ma non può restare un segreto internossa. Ma quale ossa? Ma qua ha detto ossa. Compa, mi scordai a dire che lo notario è un poco sordo. È sordino. Un po'. Un pochino ci sento. Pazienza, vuol dire che mi a parlare più forte per sentirmi. Prego, signor prego, notaio, accomodate. si accomodi. Grazie, Prego, grazie. notario, prego. Grazie, grazie. lo notario! Stassi attento, non la veda la seggia. Compa, mi scordai a Maria, dire che lo notario aspetta. è un poco cieco. È ciechino, un pochino ci vedo. E quindi è un pochino di tutte cose. E pochino è il mio cognome. Certo, su tutte cose ci mette la firma. Comunque, andiamo a noi. E che cosa vuole fare? Allora, mio compare Paolo vuole lasciare tutti i suoi beni in eredità a lei. A me! A me! Ma grazie! A lei. Ho capito, ho capito. A lei. Lei è una persona molto generosa, grazie. Notaio Sì. vuole lasciare tutti i suoi Sì. beni a lei a Santina, A me. a Id. Non a me. Compa, mi scordai a dire che lo notario sta mia un poco. Veramente mi pare che sta mia sempre. Va bene. Allora possiamo cominciare. Prego. Scriva. No, scrivesse lei. No, tocca a lei scrivere, sa, perché anche se dovessi scrivere io, non posso farlo perché la mano destra mi trema un pochino, quindi scriva lei. Scrivi. Ma che minchia di notaro mi portaste? All'ospedale ce n'è miglia deggio. Ma almeno bravo è. Bravo, fidate compa, dai, aspetti. Speriamo sia assai bravo. no? Assai, te lo garantisco io. Avanti. Compa, non volesse che tutte queste garanzie che mi sta dando fossero scavotte. Comunque, bando alle ciance e cominciamo, Allora, Chi piange? chi è che Bando piange? alle Chi ciance. piange? So suoro. Notaio, volemmo cominciare sto benedetto testamento prima che mi compare Paolo se ne pente. Ma certo.
Allora cominci a scrivere con pugno suo le sue volontà. Ecco la penna, ecco il foglio. Quindi devo scrivere con il mio pugno. Sì. Ma non ce la faccio a scrivere. Mettila giusta la pinna, compà, così. Allora, possiamo cominciare? Allora, Pronti siamo. scriva io, metta nome e cognome. Lumia. E certo, se si chiama Lumia mica può scrivere arancio. Notaio, ma compare non si chiama né Lumia e manca arancio, si chiama Paolo Faraone. E allora lo scriva, no? Io, Paolo, Tronzone. Tronzone c'è lei. Ma non fare polemiche, scrivilo tuo nome, compà, dai. Dai. Le ricordo che io sono Guido Pochino. Sì, ma è Tronzone lo stesso però. E allora, che scrivere? Io, Paolo Faraone. Nato a eccetera. Veramente nasce a Natabanna. Metta il paese e la data di nascita. Fatto. Residente in via Varsavia. Allora, per la precisione, scriva prima via e poi Varsa. Perché? Ma perché lo sanno tutti che la via si mette prima del nome e non alla fine? Quindi scriva prima via e poi Varsa. Ma se io stai in via Varsavia, perché lei mi va a trasferire in via Varsa per forza? Che io non saccio manco una se trova. Ma voi scrive non perdere tempo, compà. E scriviamo. Ha scritto? Ho scritto. Va benissimo. Allora, a questo punto io però avrei bisogno di 2 testimoni. Caccia sogno io. E cacci sogno io. No, signorina, è la stessa beneficiaria, non può mica testimoniare. È necessario che ci sia una persona diversa. Vai a chiama Teresa. No, Idra no. E perché? Siccome io sogno gemelli. Ma signorina, ma che cosa c'entrano le somiglianze? Le persone devono essere diverse. Sì, diversissime. Lei è vergine. Chi gliel'ha detto? Lo sa che io sono sposato da più di 30 anni. Notaio, auguri, ma io non stavo parlando di lei, ma di Teresa, che essendo vergine non va d'accordo con mia. E allora perché lei preferisce l'usato? Nota, vi disse che stiamo parlando di segni zodiacali. Ha ragione, sono segni maniacali, ma si faccia curare, si faccia. Ma c'è un malato di lei. Comunque, cambiando argomento, vai a chiamo Angelozzo dello piano di Castutta. Va. Anche Edro è un uomo solo come mia, però per sua scelta. Pensa solo a cucciare sorte e basta. 10 volte più ricco di mia e va cercando l'anima gemella perché la vuole ricca come Edro. Signor Paolo, a me la sua storia non mi interessa. L'importante è che sia presente al momento della redazione del testamento. Quindi lo vado a chiamare. E vabbè, ci vado subito, con permesso. Notario, vuole fare veloce perché ma compare Paolo vuole perdere tempo. E noi questo testamento l'ammo a fare subito. Ma certamente. Ma scusate, ma il signor Paolo che proprietà Che ha? proprietà ha? 2 case, 3 terreni, oro, sordo, un bel gruzzoletto di sorda alla banca. E poi ha questo vaso che mi disse che è un pizzo pregiato. E che valore può avere? E che valore può avere? Boh, ma tutto giusto, se lo porta preso solo per farlo così giusto. Lo vedesse che lo fece incontrare. Ma forse ci abbia squagliato per troppo callo. Ma mi dica, signorina, Sì. lei è la sola erede del signor Paolo? Sì. O potrebbero esserci altri soggetti che potrebbero impugnare il testamento? È la Sì. la futura Io moglie di sono Paolo. la sola erede. È la futura moglie di Paolo, notario. Ai! Ma che, qualcuno cadere la scala? Saccio. Compà, che è successo? Cade, io mi stava stoccando un russo del cuoio. Ah, l'importante è che non te lo stoccaste. Comunque, come futura moglie di Paolo, non ci porta tanto fortuna, eh? E quando è che vi sposate?
dopo il testamento. Ai ai! Che succede? Cadi Che a succede? ridere! Ma tagliare che si Ma ferma. niente, che la fai a tua voce? Ho capito, sa, lei vuole mettersi al sicuro anche economicamente. Soprattutto, Caro notaio, soprattutto. lei aveva ragione. L'amore è una cosa, ma la sicurezza economica è un'altra cosa. Sì, la sicurezza economica in questo particolare momento storico vale molto di più dell'amore. Sì. Lei è sempre più intelligente, caro notaio. E perché se lo portai qua? Io sono venuto qua perché il signor Pasquale qua mi ha parlato di questo lascito, però non era entrato nei dettagli. Ora però la situazione mi è molto più chiara. Caccello secondo testimonio, tra Angelo. Cancellato. Buongiorno. Lei è disposto a testimoniare, a fare da testimone? Ma veramente mi è mai capitato un matrimonio così di prescia? No. Prima il testamento e poi il matrimonio. Che fai, sta morendo? A campare che state via. Ma quale testamento è poi? Il testamento che deve fare qua il signor Paolo Farfallone. Quindi sta morendo? Paolo Faraone, notaio, Paolo Faraone. Maria. Quindi sta morendo allora? Arriera a campare che state via. Scusate, Che succede? se l'avete un bagno? Sì, ce l'avevamo bagno. E certo, capiamo dove. Io ho veramente bisogno di andare in bagno, per favore, sapete, soffro un pochino di reni. Prego, da prego. quella parte, Accompagno. notaio. Io ci Va, 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 Sandina, va. accompagna, Accompagna. Occhio, lo Prego, moro, prego. nota, lo moro. Comba. Ma quale matrimonio stava a fare dopo lo testamento? Tu lo sai che io non mi marito. Ecco qua ha parlato del matrimonio. E siccome lo caro desse prima lo testamento e poi il matrimonio, non è che mi stasse facendo qualche imbroglio, E chi avesse a fare un broglio a tia? Ma mica non sa mia, compà. Compai, io ho tanta fiducia di te, però essendo c'è interesse nel mio non si sanno mai le cose della Ora mi stai offendendo, e me ne vai magari, basta che No, compa, che c'entra, che c'entra? Offende, Che c'entra? Siccome volete che me marito con Santina, io pensavo che la cosa fosse rivolta a mia. Ma quale? Lo matrimonio è che devi sentire, ma no così. Ecco qua. Ecco qua, con Santina e faccio lo deco. C'è, c'è. Santina e... Ma sei sicuro ce lo deco? C'è. Ma che è un segreto che È un matrimonio, Santina e... Santina, E Angelozzo. È Angelozzo. Con mia! Si affrontava Santina a diretello. Ma io manco la conosco, è la prima volta che la vedo. Ma io mi dai. Ma come? È la prima volta che lo vede e te lo può maritare. È la prima volta che lo vedi di vicino e ci parla. Ma io avevo un sacco di tempo che lo vuole. Mi ha detto sempre, Pasqua, parlaci tu, Angelozzo, e dici se tu mi vuole maritare. E è stato io che ha perso tempo perché ha voluto vedere se sta passione scendeva, a me ci aumentava ogni giorno, sai, con le vampe di sutta. Perché sto voleva andare a travagliare qua? Per stare vicino a Angelozzo. Ma io non mi voglio maritare. Ma vedi che Santina l'occasione giusta per te. Ah, ti chiami Santina? Sì. Piacere, io sono Angelo, come l'angioletto del Signore. Sì, lo potevo gonzare l'altareno. Se veniste capeggio, invece di travagliare, vedi che straziamo tutte cose e te ne puoi ieri. Che strazie. Anzi, grazie al tuo travaglio Ida si può maritare. Perché su Ida voleva venire a travagliare qua? Per stare vicino a Ida. Comba, me l'assicuro tu che le cose stanno di questa maniera. Certo, sono io la tua garanzia, lo sai. Ma io non mi voglio maritare. Angelo, ma tu l'ha tagliato giusto. Che ci volesse godere. Appunto. Scusate, Ma che è successo? ma non ce la facevo più. Signor Paolo,
Mi dispiace. Ma non ce la facevo più. E ho buttato la pipì fuori. Fuori dalla finestra. No, dal gabinetto. Che schifo. Mi dispiace. E certo, l'unica cosa che poteva essere pochina è invece tanta. Avevo la vescica piena e ne ho fatta tanta. E tutta a terra l'ho fatta. E infatti l'unica cosa che poteva essere picca. Purtroppo con questa mano che mi tremava non riuscivo a fare centro. Mi spostavo a destra e la pipì andava a sinistra. Mi spostavo a sinistra e la pipì andava a destra. L'ho fatta tutta a terra, l'ho fatta. Ci vorrebbe un gabinetto più grande. Vedi che come nata India se ci avanzassero con lo canotto. Non si preoccupi, notaio, che poi più tardi l'Olimpio entra. Ora volevo continuare che tu stavamo facendo. Ma certamente, certamente. Allora, auguri per il matrimonio, Le facesse la signorina Santina. Ma certamente, certamente, auguri signorina. Come sapesse auguri. accettato, come sapesse accettato. Allora, notario, visto che avevamo l'altro testimone, volemmo cominciare a scrivere. Ma certo, certo. Ritorniamo un po'. Ritorniamo. Allora, comincia a scrivere. Nel pieno possesso delle facoltà. Signor notaio, io posseggo case, terreni, ma non facoltà. Ma come non possiede facoltà? Se non possiede queste facoltà non possiamo procedere con il testamento, lo capisci? Ma lei fa scrivere per forza cose farsi. Ma che pazzo è? Ma è pazzo, compà. Il possesso. Pazzo c'è. Il possesso delle facoltà mentali. Non è proprietà, capisci? Vuol dire che è quello che tu capisci che tu scrivi. Certo. Se comunque si parla di proprietà, è meglio essere chiaro, va bene? E allora come a scrivere? Nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, con il presente testamento, davanti a 2 testimoni. Lei come si chiama? Angelo, come l'angioletto del Signore. E poi? Di Maria. E magari suo padre è pure San Giuseppe. Oh, e che mi scomodare tutto il paradiso per questo nome. Qual è il cognome? Di Maria. No, il suo! Quello di Maria non mi interessa. Signor notaio, il cognome del signor Re Angelo è Di Maria. Vabbè, ma quindi hanno lo stesso cognome. Ma scusate, ma chi è Maria? So suoro. Ah, ecco perché hanno lo stesso cognome. Certo. Sì, però a me di Maria non mi interessa niente, io voglio sapere il suo. Per favore non lo dirò, tanto la scriverei e saccio che devo scrivere, va bene? E allora? E il suo? Pasquale Purgatorio. Dal paradiso al purgatorio. Manca solo l'inverno. E la potremmo scrivere la Divina Commedia. Veramente siamo qua per scrivere un testamento. Appunto, nota, fossi anche ora. E allora? Stai a scrivere. Allora, se per lei va bene, possiamo scrivere. Ha scritto i nomi dei testimoni, sì? Ho scritto. Allora possiamo scrivere. Sto aspettando. Dopo la mia morte... Signor notaio, siccome sogno ancora avevo un testamento, allora lo facciamo. Non fare lo spiritoso. Prosegua, notaio. Scriva, nomino dopo la mia morte erede
universale di tutto il mio patrimonio. Ma signor notaio, non ci potremmo scrivere solo la biancheria dei mamuglieri e la bicicletta? Avanti. E le altre cose, allora chi li lascia? Tutte cose mie vanno a stare, perché se no gliela dà ma non ce la faccio. Vedeste, mi faceva accocciare soldi per risparmiare e ora mi tocca lasciare tutte cose allate. E perché mio lo dici? A tua moglie la deve. E che se volesse fare se non diciamo scazzo ogni botta? A tua moglie la deve che la femmina più tirchia che conoscevi. Silenzio! E che fa? Te scante che la sua anima passa di qua e aleggia e scende e poi è chiana e gira e tutto intorno arriva a cassuta e mi sente. Dice che mi sente. E possiamo continuare con il testamento? Forse. Figlia di questa, t'avevi avvisato io. T'avevi avvisato. Che dolore, la tupede, mamma mia. Signor Paolo, continuiamo per favore. E allora? Fammi scrivere. Nomino. Erede universale di tutto il mio patrimonio, la signorina qui presente. Ma non ci potremmo scrivere Santina bella donna che si capisce meglio? Sì, ma dire lo cognome, non l'ingiuria. Questo bella donna è il mio cognome. E allora che ci aspetta? Lo scriva, no? La signorina Santina bella donna. Santina bella donna. Ida è l'erede di tutte cose. Sì. E allora sono d'accordo con lo notario. Prima lo testamento e poi mi posso maritare con Santina. No, la signorina Santina è impegnata con il signor Paolo. Con mia la signorina farà solo pulizie. E con lui si intratterrà. E se vuole perché no? E lei sarebbe pure consenziente. E l'importante è che mi fa le pulizie bene, poi si può intrattenere con cucoligia. Ma lei è veramente moderno, ma complimenti. Io ci volesse essere, ma moglie non mole però. Ma perché è pure sposato? No, vedovo. Allora, per parlare così, chissà che brutta esperienza che ha avuto. Io con mia moglie ho avuto delle esperienze bellissime. E se fosse viva me la maritassa a rire. E la signorina Santina qui che fine farebbe? Beh, se ne essere con mio compare Pasquale e con Angelozzo. Con tutte e due? Una volta che la libero se ne può dire con cucoligia. Ma vogliamo accorzare le chiacchiere e concludiamo il discorso. Esatto. Signor notaio, ci a scrivere le condizioni di questo testamento. Magari ora vuole pure punire la signorina per l'intrattenimento. Ma qua ha detto punizione, quello vuole punire. E lei ora ha detto che vuole mettere le punizioni nel testamento. Gli disse condizioni, non punizioni. Ha detto condizioni? Sì. Certo che le può scrivere le condizioni, certo che le può scrivere. E allora scrivo, nomino erede universale, la qui presente Santina bella donna, a condizione che si occupi di me e della mia casa fino alla mia morte. Bravissimo. Allora adesso metta la data, la firma e finalmente abbiamo concluso. Volendo, signor notaio, lo potremmo cangiare poi questo testamento. No, non può essere. Signor, veramente lo può fare, finché è vivo lo può fare, può cambiarlo quando vuole. Gli è di morto che non lo può cangiare io. Che esso sarà lo premo e l'ortemo. Meno male, sa, così almeno io lavoro meno. Sapete, la memoria comincia a perdere un pochino di colpi. Esatto. Va benissimo, allora io adesso vado, poi quando sarà il momento provvederò a pubblicare il testamento. Arrivederci, notaio. Mi scusi, notaio. Sì, mi dica. Ma tornerà di nuovo se ci sarà il decesso? Ma certamente, sarà un piacere per me ritornare per provare il nuovo cesso. Quando
No, non ti ci posso portare con me a Giainta nella stanza da letto. Come si dice alle morticette? Riposa in pace. E Giainta pace non ce n'è. Te lamentava tu di mia che non ti faceva dormire mai. Ora pensa che a Giainta c'è pure Santina che parla la lingua russa e fa concerti. Come avesse da dormire? Ti posso giurare che stanotte non fecimo niente, proprio niente. Da lì a qua, ancora mi fa male lo fianco che dormivo sempre nello stesso lato, culo contro culo. E tutte le notti saranno così, come chi sta che passa. Sta tranquilla e quieta. Paolo? Ma qui è che sta facendo tutto sto prolazzo con la serra? Scusa cara, ma sto prolazzo ti può fare male. Oh, cara mia, che bello! Ma scusa, quale serra e quale provolazzo? Teresa, mi venne improvvisamente un'altra ispirazione. Questa è la mia nuova opera d'arte. Ma è la stessa di prima. Paratia, viene qua, tagliala da qua. Che vede? Un gestire un capomobile. Ma no, non hai capito ancora l'arte moderna. Tu ti avevi detto che questo è? Un vulcano senza cratere. Brava, però questo valiva a Pandura che lo tagliavamo da qua. E ora visto di questa parte sembra un'altra cosa. E taglialo con cucce moderne, che vede? Ma sempre la stessa cosa. Ma se senza fantasia. Tu stessa dicesti che c'era una serra giumata e lo provolazzo. Veramente che lo dici tu? Non lo vede un arbolo tagliato con la serra e lo provolazzo cacciana? Vero è. Vi un arbolo tagliato a metà, anche se ancora non capisco di che tipo è. E poi, taglia quanto provolazzo c'è cacchiana. Ma vede davvero queste cose? Ma certo, perché tu non le vedi. Certo, lo tagliaio io l'albero. Queste opere d'arte moderna sembrano tutte uguali, ma hanno significati diversi. Certo, perché dipende anche da dove le guardi. E dipende anche dal momento. Ora, per esempio, immagina che io ti voglio abbracciare. E tu metti il lucestino in capo. No, non lo fare mai. E come faccio a immaginare l'abbraccio senza lucestino? Veramente l'abbraccio lo devi sentire. Ah, quindi chissà non è arte moderna. È proprio chissà, è arte antica. E perciò non serve il lucestino. E infatti c'è bisogno di tia. Ti avevo detto di non venire più caina fino a quando ci sogno io. Ma che fa, com'anne ora? Certo, quando tu non ci sarai più, io sarò la nuova padrona di questa casa. E siccome sogno ancora avevo com'anno io, va bene? La cattaste lo pane. Certo, che fa, non lo vedi che è qua? Lo conosceste lo fornaro. Sì, mi ci presentai e ci disse, io sarò la futura padrona di questa casa. Ma fallo favore con già parlare mai di quando moriva, va bene? Ah, perché che fate scande? Io non mi scanto, ma per ora tu sei sutta di mia. Ah, come stanotte che tu eri un capo di mia. Ma che sta dicendo? Ah, quante volte ti levai o d'ingoggio di mia? Ma se dormivo sempre nello stesso lato. Quale? Che giocate dava le spade? No, era lo lato che mi vedeva tu le spade e sciddicava tu sempre chiossà. Mica lo sta dicendo tu stessa, sceddicava. Se sceddicava che è colpa mia, E tu che facevi tu? Ah, io sentendo me toccare. Io toccava e cercava di capire cui era. E a roba che c'era tutta sta fudda in capo sul letto che avete bisogno di toccare per capire qual era. Certo, poteva essere un sogno. E invece era la realtà. E infatti. E dopo che hai capito che era lui, che hai fatto? Senti, sentendolo d'ingoggio, tu che avessi fatto? Ricordati che sono vergine. Ti avessi piaciuto lo stesso.
Non credo proprio. Noi della Vergine amiamo rapporti solidi, basati sulla comunicazione e non amiamo manifestazioni eccessive di effetto. Ah, perché tu sei più fredda dello ghiaccio? Non sono io, è il mio segno. Noi gemelli invece siamo veloci nell'intelligenza e pratici nell'azione. Troppo pratici. Ah, perché che sei gelosa? Non so affare tua. E infatti. E ora vattene già a preparare da mangiare, dai. E a puliziare lo gabinetto. Io lo so che gioca a fare. Che sei gelosa? Perché dovrei esserlo? Perché ti voglio. E allora perché non mi marete? Lo sa che non puzzo. E allora non ci sogno gelosa. E comunque, ora che c'è Ida, Cainda, io non mi gnocchio. Ma che c'entra tu a continuare bene come sempre fatto? Ida è solo una balante. Se tu mi maritassi tu, non avessi tu bisogno di Ida. Io ti ho detto 1000 volte di farmi la balante, ma tu mi hai detto sempre di no. Io hai già mamma a cui badare. E poi, senza matrimonio, io non vado proprio a nodo. Ma lo sa che non ti posso maritare se voglio stare quieto tutta la vita. Ma perché che fate facessi sta squieto? No. E allora? Anzi. E quindi? E quindi vado a via lo stesso anche senza maritata. Visto che c'è Ida, io me ne vado. No, Teresa, aspetta, Teresa. Ah, e capiva la tua amata vicina di casa. Ecco te lo disse che è la mia amata. Si vede di come ci parli, di come la da lei. Che fa? Ti scandava da dire che stanotte stai tutta la notte in contro di mia? Ma non è vero! Ma che fa? Perché sto va sul rangapo c'è? Manca a lavare in terra. Astura! Chi se lava di notte se lava, di giorno se lava. Ma ancora è presto! Sapere a lavare in terra ti potia tu pigliare l'umidità. E chi me la va a occuparla? Con te, con cui posso parlare? E chi me la via a pigliare io l'umidità? E certo, stanno con le piedi a mezzo all'acqua. Petecchia d'acqua! Ah, allora è vero che ti preoccupi, mia, perché mi stava tutto in incontro stanotte. Ma te stava tu sul nanno? Arrivo già stai in un mese. Manca a lavare in terra. Lava in terra. Dato che non ti spagna dall'acqua. Ancora è presto, io poi mi ne chiedi che gira a lavare le robe. Mi raccomando, lavale con acqua abbonnata. E se poi mi piglio d'umidità? T'asciughi. Non credere a tutto che dici chissà, perché russa se sono una guerra a tutte bande. E che a fare la moglie? Tu me la stai solo e io ho bisogno di una che pensa per la casa e mi fa le pulizie. Dato che non muoio mio marito, io ho bisogno di qualcuna che pensa più mia. Perché non saccio fare niente? A me avere pazienza la moglie e la mi sopportare. Ti posso assicurare che io non ho proprio intenzione di maritarmi, anche perché saccio che se lo facesse avesse a stare squieto, sapendo a tia che non moriva. Quindi può ritirare tranquillamente tutte le castemme. Io voglio stare solo con tia e basta, va bene? Anzi, sa che faccio? Ti porto fuori a fare una passeggiata, così ti faccio pigliare teccia d'aria fresca. Santina, stai uniscendo. Nisce, che talli frisca lo cervello. Ci credi che stanotte state tutta la notte in conto di mia? Ah, che esso ci posso imbrogliare tutte cose. Tanto dorme a sonno ingheno e non senti niente. Se, ieri mi aveva fatto toccare dietro. Ieri a questo gioco è cercare di attirarlo verso di mia e di allontanarlo dalla cretinetta della vicina di casa. Ora che viene Pasquale, a vedere di sistemare questa situazione, perché a me mi comincia a preoccupare. Ma è troppo strano però sto signor Paolo. Io
non capisci certe volte, si è spirito o si è babbo, un po'. Ma da lì a già, a lo va presso si porta. Secondo me a sto vaso vale un sacco di soldi e che si affronta a dire mello, si scanda. Che sto lo tratta come se fosse una reliquia. Trasi, stava parlando di Tia. Cocò. A Sula. E che è vecchio di casa? Anche ma compare parla solo. A proposito di tuo compare Paolo, vedi che accamma a cercare di sistemare questa situazione perché a mia manco comincia a preoccupare tanticchietta. È dopo un giorno. Senti, Pasqua, certe cose si capiscono a volo. Che è successo? Successi che viene sempre Teresa, che trasi senza doppiare e lo vuole convincere a maritare Silla. Se che se lo convince, va a perdere tutto lo testamento che va a fare a mia. Che se lo decide, bisogna vedere se è vero. Intanto io avevo le chiavi di casa e potrà se ne esci quanto vuole. E poi per stare tranquilli che lo testamento resta fatto a me. A tutte due, non scordare che le parti su che non ha sparte la proprietà. Certo, non me lo scordo, Pasqua, che fa, me lo scordo. Quindi, per stare attento che lo testamento resta fatto a noi dobbiamo cercare di allontanare questa cretinetta di Paolo. Ma a sto punto, il problema non è Idra, ma è Paolo stesso che può cangiare lo testamento. Quindi, andiamo a allontanare Idra, come la cosa? Perché Idra anche di lontano lo può cangiare. E allora? E allora solo la morte ne può salvare. L'avessimo ammazzare? No, lo facciamo suicidare. E come si fa? Come si fa? Ieri mi disse che si sentiva male e che aveva la febbre. Noi ci dicemmo che parliamo con il dottore e il dottore ne disse che aveva una malattia grave, che sta morendo da un momento all'altro. Dietro si scanda e si ammazza. E sei sicura? Pasqua, se è grave che stava a curare, non si può curare. E si aspetta che muore? Ma se è grave che si muore subito. Vedi che lo diciamo noi che è malato, ma non che c'è per davvero. Davvero, Pasqua, io mi vivo immedesimato in tutta questa storia. Allora, ci mandiamo una lista anonima e ci diciamo che lo vogliono ammazzare. Dietro si scanda e si ammazza. E se a me ci va nelle carraboniere? E noi non ce lo facciamo ieri. E se Edro ci va lo stesso? E noi ci diciamo che come esce fuori lo vedono e lo levano di mezzo. E se Edro a me ci telefona alle carraboniere e Edro viene qua, noi che facciamo? Noi che facciamo? No, lo dico io a Tia, noi che facciamo? No, te lo dico io a Tia. Noi che facciamo? Che fa? L'ammazziamo noi? Noi? E come l'ammazziamo? Che ne saccio, Pasqua? Con la TV che è stato facile, ne ci abbiamo fottuto le grana e abbiamo sproto. Ma che studiavi la proprietà? E che la cosa diventa più difficile. Come si può fare? Noi avessimo a trovare uno che fa lo travaglio per noi. Io lo leva di mezzo, poi io scappa, noi ne cerchiamo un'altra persona. Che avessimo a trovare uno bravo di lo mestiere. Zittene! Che disse? Non parlare, zitti! Che disse? A Camora, cane mia, c'è un cucino che viene dall'America. Te la posso dire una cosa? Certo, Pasqua, che ne stiamo conoscendo ora? Dimmi, lo giuro. Lo giuro. Che sto ma cucino. Dillo, lo giuro. Allora, Anduro te lo dessi. Dillo a re, una volta solo non mi basta. Ora te lo dico 100 volte. Lo giuro. E basta, lo capisco, quanto te la dire. Allora, che fai tutto cucino dell'America? Sante, tutta l'America gli è preoccupata per Pietro. E che è un presidente? No, non lo conoscono, ma intanto lo cercano tutte banne, non lo possono trovare. Ma se non lo conoscono come l'hanno trovato? Intanto lo cercano lo stesso. Ma se lo cercano è ghecca, perché non ci telefono e le fa stare con gli Che altri. sta dicendo? Non lo va a sapere che è casa. Perché? Perché? Perché Marco Ceno è... E che mi fa il ballo del mattone per sapere cui è stato cucino? Sante, Marco Ceno
Dillo, lo giuro. Te lo dico per l'ultima volta, non te lo dico avanti. più avanti. Lo giuro. Senti, ma Cuceno è un serial killer. Maria, un killer. Killer professionista. Mamma pedramate. E infatti è cane mia perché un mese fa ha compiuto il suo 20° omicidio. E che bellezza per festeggiare l'Ucutia. Maria, Pasqua, e che ha ammazzato 20 cristiani. È un killer professionista, gli aveva una tecnica speciale che non lascia tracce. Non lo sente, non lo vede. Poi quando commette un omicidio, viene in accademia per un mese. Fa calmare le acque, si crea l'alibi. E lo chiamano il serial killer Arsenico Lapone. E perché? È perché quando ammazza usa l'arsenico. E la Pon! Perché ogni volta che commette un omicidio si porta della vittima un ricordo come segnale del suo lavoro. Ma veramente lo segnale l'ha vista all'assare, no che se lo porta. E perché se lo chiamano Lapone a capoto? Ma io non lo sapevo che tu avevi un cucina così importante. Senti, non lo sape, se no fino a me avessero arrestato. Ma dimmi una cosa. Ma sto cucino che avesse ammazzare a Pasquale, a Paolo. Certo. Non dicesti tu che solo la morte ne può salvare. Una volta che muore, lo testamento resta che è e non ne arricchiamo. Senti, domani prima che parti ci vogliamo parlare. Ma perché che avesse fatto tutte cose oggi? Certo, stanotte. Cos'è? L'ammazza, e tu se ne va e vola in America. E quindi noi ne potremmo arricchire. Sì. Sa che mi fa, Pasqua? Va chiama tua cucina e lo porti qua. Mentre che Paolo non c'è, ci facciamo vedere sta casa. Brava. Allora, io lo vai a chiamare Sì, e Begnarello. lescia, falla lescia. Va bene. Prima che si arriva Paolo. Senti, non mi fa preoccupare. No. mantenilo segreto. Non ti preoccupare. Va bene, non ti allora me ne preoccupare. vai. Ma Va bene, chiamalo. Senti, te lo giuro. Ma vaffanculo. E chi? Ma culla via Dereka, io mi avevo trovato a travagliare con un killer famoso. Ah, mia, mi avessi piaciuto essere come io quando era piccolina, giocava sempre. Ammazzava sempre a tutti, ma mi sta che prima o poi angumencio. Però Pasquale è stato troppo di panza. E che me l'ha detto che aveva un cucina così importante. Arrivo! Trasi. Ciao, che sei sola? Sai perché? Posso trase che ti dico una cosa? Trasi, che succede? È successo che stanotte non dormevo. E perché non vado al dottore che viene steccato? Perché voi ste tocca non mi faceste dormire. Ah, vedi che arrussava Paolo. No, cominciamo. A Paolo non ci penso, pensai a tia che ti via tutta la notte in capo. Ah, cammina, porca e maleducato. Ma da lì a che notte agitata che ci fu stanotte, tu? Uno in capo, un altro di lato. Oh, a che vi menteste con testa? Pensando che in capo lo mi soffetto c'era tutto, non botti che io occhio. Ah, perché? Che aspettava tu che passava? Che io lo chiarraggi per. No, pensava alla nostra nuova comparanza. Comparanza? Perché? Non siamo ormai compare tutte e due. Quando ci diventiamo? A ieri, quando facevamo di testimone lo testamento. Ah, perché ora che sta diventa compare. Certo, ormai siamo compare e comare. Un testimone come lo chiami? Compare. Ah, e quindi siamo compare. Ma io non volessi essere solo il tuo compare. Perché? Che volessi tu essere? Sogno disposto a maritarmi con tia, mi piace ste sopra. Sì, veramente dopo che sapeste dell'eredità, perché prima non ti piaceva. Che ci vuoi ancora mi vi abituare, ma poi forse che mi abituaio, stanotte un po' ti chiudo per pensare a tia. A mia o all'eredità? Ti lo desse, l'eredità mi serve solo per farmi rapi lucchi, ma quando le rapeio e vedi la tua figura angelica. Sandina mi chiamo, no? Angelica. Lo saccio, è la tua figura angelica che mi ha stregato il cuore.
Maria, che sei poetico. Poi pensai alle parole che dicesti a Pasquale. Pasqua, va chiama Angelozzo e dice che mi voglio maritare. E lo sentesti che disse lo notaro. Prima lo testamento e poi lo matrimonio. Vuole dire che Pasquale l'aveva detto pure lo notaro. Ora lo testamento lo fecimo e siamo pronti per poterne maritare. Ah, quindi... Ma se mi marito con te, la tua eredità passa a mia. Quando muro. Quindi io ho l'eredità di Paolo per le pulizie e che da tua per lo matrimonio. Sempre quando muro. Certo. Però c'è un problema. E quale? L'eredità di Paolo non è tutta mia. Perché? Che ci sono altre gente? Sì, ma io solo con te me la voglio spartere. Angelo, te la posso confidare una cosa? Certo, ti può fidare a occhi chiusi. Se io ti dico una cosa tu non la dai annoggio, vero? Ma che addobbe, dopo tutto questo tempo che ne conosciamo? Ah, veramente un giorno manco basta per conoscere le gente. Le cose cambiano da persona a persona. Io, per esempio, come te vedi, pensai che non sei in grado di fare del male manco a una mosca. Bravo, si vede che sei una persona intelligente. Ora però, ma giurare che non parli con Nodro, manco con mia. Dillo, lo giuro. Dillo, lo giuro. Dillo, lo giuro. Dillo, ma che sei moto? Ma se mi dicessi che non ne parliamo manco con te? Ah, Angelo, chi sa parlare la podere, dillo, lo giuro. Avanti, lo giuro. Bravo. E se io ti dico, dimmi che giocate desse, tu che mi rispondi? Non te lo posso dire. E perché non me lo può dire? Perché non saccio niente. Bravo! E dimmi, che ti confidaio? Niente. Che sei bravo, Angelo. A così mi piace. Si vede che sei veramente uno che non parla. Ora però, a me vedere che a fare con Pasquale. E che a fare? Tu me la dire. Ma se non so ciò che fece Pasquale, come faccio a dire che a fa con Pasquale? Ah, lo saccio, che sei uno che non parla, che mantiene lo segreto. Allora, Pasquale, io l'eredità di Paolo me ne parte con Pasquale, perché io fui io che mi dette le sue garanzie e fui io che mi presenta a Paolo. Quindi non sei ricca, sei una metà ricca. Fino a quando c'è io di Luminzo, è così. E allora che fa? Lo spostammo? E allora che fa? Non è meglio se lo facciamo sprere? E quando? Ora, prima che capisci tutte cose. Cioè ora? Sì, domani mattina, poi tu vieni qua, glielo levo di mezzo e te lo mangi. Ma se io lo faccio spray, come faccio poi a levarlo dell'umenzo? Maria, Angelo, che se sono i compiti che a fare non altri. Io domani mattina te lo faccio trovare bello stinicato e te lo mangi. E uno da portare. Ora te la vedere tu. Pensaci, organizzati. Ma che sei pazza? Tu mi vuoi ricca solo pittia? Certo. E allora fare che giocate di cui E Paolo? Paolo mi disse che tu cercava tu l'anima gemella. Sì, ancora non l'hai trovato. E allora eccomi qua. Io sono gemelli e sogno l'anima che tu hai cercato. E tua sorella è come Mattia? No, io sogno figlia unica e sogno l'anima gemella finalmente che hai trovato. Allora se facciamo questo poi ne potremo maritare. Certo, e saremo ricchi e felici. E Paolo? Ma Paolo che mi interessa, basta che mi fa lo testamento e poi io me lo sparto con voglio. Ha ragione, sarà contento Paolo di sapere che noi ne maritiamo. Certo. Paolo, ti aveva detto di non venire più caita fino a quando ci sogno io. fin quando ho le chiavi di casa io entro quando voglio. Che bua. Che facciamo se Paolo mentre giunge? Ormai non sogno più un estraneo.
Siamo compare e Ma comare. quando ci addiventastevo? A ieri, quando facciamo di testimone allo testamento. Quale testamento? E che gioca Paolo fece a mia. Paolo, ti feci lo testamento. Certo, e non c'è bisogno più di maritaretello. Se io me lo maritassi non lo facessi di certo per la proprietà, chissà te la può tenere tu. Sì, ecco la uca tutte brave siamo a parlare. Teresa, ma lo sa che e Santina ne maritammo. Ah, auguri figli mascoli. Tu mi piaciuto sempre, ma Santina mi piace che assai. Te la può fare friuta con l'ova. Ah, lo vedi, Angelo, che ci arresta male casenne che? con le mani vacanti. Altro che mio, la proprietà non mi interessa. A che? A tutte brave siamo a parlare. Ah, tutte con la bucca, tutte bravissime. Pare che sono tutte angioletti come a mia. Sì, e poi diventano diavole. No, no, io mi muovo sempre angioletto. Bravo, resta angelozzo. Intanto organizzate perché gioca a fare. Io domani mattina ti faccio trovare a Pasquale bello stinnicchiato in terra. Tu lo pigli e lo mammucci, va bene? Va bene, va bene. Vai, trovo un busto per un ammocciallo. Oh, mi raccomando! Shh, e non ti fa scoprire di noggio. Fidati di mia. Bravo Angelozzo, bravo. Fidarsi, sì, e questo è lo problema. A meno male che ce n'è pure pittia, dopo che stiamo a Paolo e a Pasquale, stiamo pure a Iedro. Io ormai a fare concorrenza ad Arsenico Lapon, Iedro ammazza con l'arsenico, e chi è quello veleno delle sorci che è serbato già India? Oh, mi farò chiamare Topo Linex, la serial killer degli uomini soli e ricchi naturalmente. Ha visto che mala figura mi ha fatto fare con la gente? Io ti porto con mia come da tuo desiderio e tu mi fa fare tutte queste mala figure. Ma di cui viene? Prima perché mi vedono passeare con maso sotto lo braccio e poi perché mi vedono parlare a solo ogni volta che avevo spiegato cosa le signorine Casalotto. Chi ave che si mormoria? E se non conviene nascere questo callo. Perché che fa? Si squaglia lo vaso? A te lo vaso non ti interessa niente. Ah, bene, ma scusate. Parla più picca e travaglia ciò sai. Ah, a proposito di travagliare, stamattina venne Teresa, la vicina di casa, a catarsi senza bussare e si vuole sentire la padrona di questa casa. Lavanterra te desse. Idda che Idda può fare tutto che gioca vuole, tu non ti ci ammescare, va bene? In terra lo lavo più tardi. Chi è innamorato di Idra? Sogno innamorato di mia moglie, va bene? E poi di Idra di come? De noggio. No, io lo so invece di cui è innamorato. Lavanterra te desse. No, ma va a dire di cui è innamorato. Di mia moglie. E poi di come? Di Idda sola. Ah, non è davvero. Che l'ha detto tu? Non è davvero. Che la va a dire? Tu la dire, io lo so di cui è innamorato. Lavanterra te desse. Ah! Sono innamorato di Idda sola. Allora è vero. No, non è vero. Sì, è vero. No. E sì invece, Ah. Ti disse no. E io invece dico di sì. C'è! A che vi scerriate già per la proprietà? Ma Teresa, ma che dici? Quale paura via tu a dirmi che ci facessi lo testamento a Idda? Io non avevo paura, è la ricompensa perché mi va a servire per tutta la vita. Ma se vuoi, cambio testamento lo faccio a te. Ah, ormai non cangi più niente tu. E io testamento non ne voglio fatto. Ti voleva bene anche senza proprietà. Ma perché? Mi volete bene? Sì, ma ora non te ne voglio più. No, aspetta, Teresa. Signor Paolo, la lasciasse stare che chissà non è femmina più bossia. Tu va tenere già in e lasciami solo.
Italia già che mi tocca sopportare. Teresa è innamorata di mia e io non me la posso maritare. Rede, che su volevate? Vedemi in difficoltà senza di te per dimostrarmi quanto valevate. Sei fortunata che sono un cretino che creo alle castemi. Per te è meglio vedemi soffrire da solo che vedemi sereno in compagnia. Mo che annisce a ridere, va, mi va svaneo senza fuori, va. Mi raccomando, non mi fare ciò mala figura con la gente. Io non ti spiego più niente con sole, signorine, che saluto. Va bene? Fammi passeare quieto. Me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Sandina, stai uniscendo! Un aiuto cuscino. La rete mia. Ma che non c'è? E che recchiana piano piano. Ah, giusto, ci vuole prudenza. Oh, ci vuole chiato. Ma perché che fanno un nave? E nave poco, solo sparta picca picca. Ma che economico è? Economico di chiato e desorde. Vedi che mi cucino deve essere, che per rispetto mio lo Mercedes non lo fa gratis. Emilio, Pasqua, così sparagniamo. Per ora mi toccano 3/4 di proprietà. Tutto che gioca vua, io ti dogno. Sì, che diventaste generosa tutta una volta. Una volta che stai diventando ricca, io mi posso permettere questo ed altro. Permesso. Trase, cos'è? Trase. Cucino. Tu sei? Egli è Arsenico. Noi siamo quelli. Voi siete quelli. Quelli del verbo essere, tutti al completo. Cos'è? Che stai sentendo? Piacere. Lui è il famoso... Sì, non lo deve, ma non si vede. Veramente no. E così, vedi come si arrimina, così per confondere le idee. Ah, quindi non è così. Sono... Chi è muto? No. Dietro. Vuole dire che mimetizzato. Siccome ci manca l'uciato e le parole, l'ultima frase non riesce a concludere, e allora l'ultima parola la dice a gesti. Ah, ma allora per parlare con Edro è come partecipare a una trasmissione di quiz. No, è così, Pasqua. vedi? Certo. Ma tu sei proprio sicuro che su è tuo cugino lo killer? A me pare che io sta un kinder come l'uovo. Ah, gioca un killer. Se l'America non trova uno come ha chiesto, ma come la va a vincere la guerra? Perché esso non lo possono trovare? Come possono sospettare di un individuo che è in questo stato? Allora che fa? Lo fa apposta? No, è proprio così. C'è diventato per colpa dell'arsenico. Che bua, per quando non travaglia, come si piglia, lo respira anche io l'arsenico, capisci? E lo fa stare così, come che pare un mesciuto con la bocca aperta a pigliare chiato, ma ti posso assicurare, sente, che lo sa travaglio, lo sa fare benissimo. Quindi pari, ma non c'è. Certo, da lì è già come si è messa all'opera per sguardare la casa. Da lì, vedi? come la sta italiana. Senta, signor Arsenico,
Vi dissi che a Giainda c'è la stanza da letto. Posso? Andiamo cos'è, che te le faccio vedere. Ah sì? Sì, Cammina, faccia, cammina. accompagnalo, Pasqua. Faccela vedere, che poi ti faccio vedere io a te. Che serenità mi leggo di regli sulla, ha giocato in 3/4 e dopo di una vita di fare i sacrifici finalmente farò la donna ricca, felice. Ma come fa un scimonito di chesso a ammazzare 20 cristiani che non può stare, manca la vita? E questa è tutta la casa di Faraone l'egiziano. Piccola. Certo, sta nel chistanica, ate chiorrane lavate banne. Come vuoi che... Ammazze. Per da madre cos'è? Che ne sa? Come piace a te? Mentre... Oh, mentre... No, meglio mentre... A così ci può pare che ci viene in infarto mentre che dormiva. Esatto. Faraone. Dove... Una si va a curca. E Giainda, già faccio stare la che ce la faccia bene, lo letto. vedi? Quando va? Quando si va a curca? Ah, quando vi sonno. Faraone. A che ora? Ah, mezzanotte ave che dorme. Allora, io stasera... No, stasera, più tardi, con precisione. Siete, è la solo parlare. Ma che parlare che hai più modo che parla? Io stasera... Bravo! Tu vieni che io ti faccio trovare la porta aperta. Che va bene a passaggio. No! Ok. Allora, cos'è? Tu vieni qua, quando vede, sta fuori, quando vede che le luci si astutano, tu trase e vanno alla camera da letto. E fa che tocca fare. Ok. Basta. Un ok solo. Va bene. Basta. Senti, prima che viene Paolo non la teniamo allora, va bene? Va Cos'è? bene. Andiamo ne potremo ieri. Bye, Santino. Cammina, cos'è? E che ci sono la lingua tutta una volta? Bye, la pon. Ma che esso? Come l'ha ammazzato 20 cristiani? Secondo me, ha giocato all'arsenico. Le gente hanno moruto solo per lo scanto appena se l'hanno visto spuntare. Ma Pasquale è troppo sicuro. Ma speriamo che stanotte su Zuzzo non si aggiummesce. Ma era proprio necessario farci fare s'incidente all'amico mia, solo perché in confidenza mi stava dicendo che per un migliore che passeio con un vaso sotto lo braccio che prima quando passeava cuttia. Ma è la frase che si dice. Ma manco lo tempo di trasare la testa in la macchina che lo faceste sbattere contro lo palo della luce. Non la perdona a noggio. Ma che parla solo? Veramente stava parlando cuttia. Era già Indra. E che fa, non lo sentiva tu? No, io veramente intesi solo non la perdone a noggio. E stava dicendo che così mente contro di me non la perdona a noggio. Perché contro di voi sapessero a mente. Non si sapeva mai, magari qualcuno potesse approfittare che sogno solo. Era solo, ora io va mia per compagnia. Pulizia con precisione, pulizia. Ma che fa pure di sera se porta lo vaso appresso? Ci fece fare una passeggiata così, un tostamiglio con la misura. Amonene già Indra ora che gli preparai una cena con le contrafiocchi. A cui si mangia e poi si va a curca. È giusto, perché oggi è stata una giornata pesante. Anda, monene, stava a mangiare, forza.
che fece l'ultima cena e si è curcà. Oh, s'arrecrea a mangiare. E ora? Buona morte! E ora pensiamo a Pasquale che mi vuole rubare 3/4 della proprietà. Quando domani mattina viene, con lo scambio, con una scusa qualsiasi, ci faccio bere sto bello bicchiere d'acqua con lo veleno delle sorce. Te, bevi, Pasqua, bevi! E buona morte anche a lui. Poi, quando viene Angelozzo, io ce lo faccio trovare bello stinnicchiato in terra. Io se lo piglia e lo ammuccia. Poi, quando si ricampa, mi faccio invitare e brindiamo al nostro futuro matrimonio. A 24 ore me lo marito. Ci faccio tastare un bello sorci spritz, ma caraeggio. E buona morte anche a lui. Ora ci lascio la porta aperta a Giulapone dello cosceno. E a voi buona notte. Bye bye da Arsenico Lapo. Santina. Aspetta. Santina, una sei.
Sante, vieni qua, una se, Sante. Vevo se. Vevo se. Ma perché che avete morto? Potevo essere morto. Ma che sta dicendo? Mi dissero che al giro c'era un lapone ranne che muzza che fa morire. Una lapa velenosa? Chissà, una cosa velenosa. Maria, allora Santina muzzica perché allora quando la chiamava tu non la ascoltavi per svegliarla e non ti rivelava. Un lapone, sbaglia persona, sbaglia. Ma perché che aveva muzzicare a me? No, che poteva muzzicare la gente invece muzzicare l'amica mia. Mischina, Ma cosa? mischina, che morte cretina che fece. Ma come mai la porta era aperta? Ma che ne sa, forse la Santina aperta o già sei qualche lato che ne posso sapere. E che aveva roba che era tutte cose alla banca. A proposito, compà, ma ora tutta la proprietà resta a te. Tutto questo era il tuo pensiero. No, mi preoccupava che ora restaste solo senza badare. Vabbè, poi ci pensiamo. Ora a vedere che mi fa con la povera Santina. E che c'è da fare? Ci facciamo un funerale e la seppelliamo. Maria! A te a seppellere! Meno male! Viva ye! Viva ye! Miracolo! Viva! Miracolo! Aspettati! Aspetta. Maria mischina! Tienici la mano! Tienici la mano! A te a seppellere! E a tu la pone di tuo cucino! Ma che fa? Ma che fa? Non la vedete cucina? Non lo sa che l'uomo appartiene al regno animale. Come fatto ad avere un lapone per Maria, per cucina? e piglia un cannavaccio, piglia un La guaglione. razza chissà, la gente ti scendono delle sceme, ma io... Mamma mia! Appunto, capiva che discendevano delle sceme, sceme, non delle lapuna. No, la sua famiglia fa un'eccezione. Ma piglia un guaglione che si sta sconcertando. Gli giovani delle lapi che fanno veleno. Veleno scaduto, ho visto il risultato. Veleno scaduto. Ma quale veleno? Veleno, con tutto questo inquinamento, compà, anche l'omele viene contaminata, diventa veleno. E che fare, corpo? No, muovete così, che mi viene meglio a portare con me. Ma non abbiamo voluto portare. Stai morendo? Dateci tacchia d'acqua, Maria mischina, ma dite è una cosa per giocare in terra. Piglia, mamma mia. Te, bevete che cazzo. Maria. Te. Ma delle cantarozze ci arrivava, ancora era veleno. Maria mischina. Ma scusa, non mi volevo portare a me. Ha un busto ammucciato. E perché mi volete ammucciare? Che sa, c'ho un dessi Santina. Santina, e chi ti ha parlato, Bancoceno? Stai a morire! Purtroppo pare che è peggiorato. Stai a morire! Chiamiamo l'ambulanza, Che chiama l'ambulanza? Gliela corro, la disentosa. La mano! No, io non ci vengo così. va. No, vattene davanti all'ucchimia. Fa lo stesso volo del giolapone di tuo cucino. Ma perché? Che fa? Vuole me te? Vabbè, La allora razza io volo, fissa, me ne vai con Macoceno. Addio. Angelo, vieni qua. Angelo, portami qui, Angelo. Amone, Paolo, quando sentite questa ripiglia viene a travagliare. No, io non ci vengo più cannetto. Perché? Che te fece? Niente. E allora? Come le fa, male riceve. E chi è male, non ne voglio fare più. Ma che volere? È meglio essere scarsi, ma vivere tranquilli. Ma se ne va di chi sta a casa, come mi fa con lo testamento? A me non mi interessa più dello testamento. Ma allora non ne poteva maritare più. No, Angelo, non c'è bisogno. Io ti faccio la badante gratis. Ma scusa, allora non ti può restare che con mia gratis. No, tu a Teresina, dietro e me ci è solo. Ma accompagnato da tante ricchezze. No, a me le
perché se non mi interessa. E testamento non ne faccio a nodo. E non mi interessa lo testamento per ora. E allora sia così, nipote mogliere. Ciao Paolo. Addio, signor Paolo. Me ne vai con Angelozzo che mi fa purificare. E certo, tra un'angeluzza e una santina si rapano le porte dello paradiso. Addio. Addio. Amone, Amone. A buona incominciare la giornata, a buona incominciare. Aspetta, non suonare, sei vestire. Oh, ciao Gloria, Una bellissima notizia dall'Arti! Dimmi! Il discorso di ieri notte ha fatto colpo sulla mamma. Stanotte ha riflettuto e ha detto che farà sapere a tutti che io sono sua figlia e che Nino è mio padre. Però deve farlo piano piano, poco alla volta. Certo, perché tutta una volta ci viene pesante. Ma non ti preoccupare che come lo dice la prima, vedi che lo sa per tutto il paese. E poi abbracciare a tuo padre davanti a tutti. Finalmente sono felice. Lo stai facendo solo pittia, perché ora appena la gente mi vede, va a pensare che mi diverto io a fare le corna a mamareto morto. E dirà, amara comore. Tu non chiangere più e vedi che il paese non parla. E tanto ormai o chiancio o non chiancio la gente va a parlare lo stesso. L'importante è che fa felice a tua figlia. E anche a tia. Arre con me, arre per gli altri. Sì, perché venne per darti una bella notizia. Dimmi. Stanotte mi insunnai a macommare, a tua mogliere, che ne usciva di cainta sotto braccio a uno e mi diceva: gli me ne vai con questo, ci potere a mamareto, che se vuole si può maritare. E poi, come una specie di provolazzo, si innacchianava in cielo. Sono che ti inganna. Tedessi che le sonna che faccio io, poi s'avverano sempre. Ma se perciò si bua, te può maritare. Ma se ma mogliere è una finema mogliere. Avesse essere allo cimitero, ma l'avete essere proprio di cainta e poi volava in cielo lontano, lontano. Ma tutti che volano su stamattina. Ma che era con l'apone? Bella madre, non lo vede giusto. Bella madre, a ma mogliere si pigliarono. Calma zio, è solo un sogno. Magari fosse in realtà. Ci aveva detto alla badante di non toccare il vaso. Quale vaso? Lo vaso della dote di mia moglie. Poi lo va a circondare. E allora noi teniamo. Arrivederci. Arrivederci. Ma una lo mese da cretina do vaso. Lo va a circondare. Ma non sarò io con te, ti innamorerai quando sarà tardi ormai. E il cielo piangerà, ti mancherà una stella. GR1, edizione straordinaria. Interrompiamo la trasmissione per comunicare una notizia straordinaria. Stamattina presso l'aeroporto internazionale di Catania è stato arrestato il famoso serial killer ricercato in tutta l'America, Arsenico Lapon. Al momento dell'arresto il killer portava con sé, oltre ad un borsone, un prezioso vaso di terracotta. Dalle sue prime dichiarazioni il vaso risulta sottratto dalla casa del faraone. Nella concitazione dell'arresto il vaso cadeva a terra e portava alla luce le ceneri, probabilmente appartenenti alla grande regina egiziana Cleopatra. I cocci del vaso e le ceneri sono state immediatamente trasferite sotto scorta presso il Grande Museo Egizio di Torino, dove saranno esposti permanentemente al grande pubblico. Il killer, oltre agli omicidi compiuti, sarà processato anche per ricettazione di beni archeologici.
Dopo questa notizia straordinaria riprendiamo le nostre trasmissioni. Minchia, che sono vaso di mamuglieri, lo vaso di faraone, che si pigliarono stanotte? Perché su nenetta vette nascere a mamugliere con uno e le vette volare? A mamugliere si pigliarono, no a Cleopatra. E allora arrivata a sto punto, le castemme non valgono più per mia. E già che desse, se ti viene in testa di maritare di cunangia, levandomi dell'umienzo, io ti manno 100 anni di castemme. E non la levaio dell'umienzo. E già stessa se ne è. E poi che ci desse a nenetta? Dice a mio marito che si può maritare. Ah! Teresa, vieni qua subito! Ma moglie una regina egiziana, giusto? D'altronde stava con Faraone. Non è che si sbagliarono di molto i giornalisti della radio. Chi c'è? Teresa, mi vuoi maritare? Che è successo tutta una volta? Ma moglie me la sa. Ma come ti la sa? Si è morta. Ma quale morta? Si nero tutto. Aspetta. Talia qua. Che vede? Io non lo capisco, se è un vulcano senza cratere o un arbolo tagliato a metà. Ma no, non lo vede che è un gestino, un capo, un mobile. Io questo sempre l'hai visto, è stato tu che mi hai voluto far vedere una cosa diversa. Questo vuole dire come molte volte il pensiero di una persona si fa condizionare dai altri. Che è successo a mia con mia moglie. E chi c'entra lo gestino con tua moglie che te la sa? Perché me la sa libera dal suo condizionamento, che ammucciava sotto l'arte del cestino. Quindi ora l'arte moderna non c'è più? No, si è trasformata in futurismo. E che significa? Significa che noi in futuro ne potremmo maritare. D'altronde, che male facciamo se ne maritiamo? Non facciamo di male a noi, lo facessimo a noi stessi se ne le mettassimo a fare che volessimo fare. E da badante che fine fece? Spriro tutte tedesche. E lo testamento? Lo testamento domani vai dallo notaio e l'annullo. Ah, allora ora la tua proprietà può toccare a mia. Ma certo! Perfetto, allora sì che ti posso maritare. Oh. Secondo oggi, ora che mio marito, ma moglie che va a essere contenta, o ci va a restare male che mi stai mentendo con un'altra. Purtroppo quando arriva l'amore fa rumore. E quindi io consiglio a tutte oggi, per non passare che gioca passare io ieri. Non dico stasera che siete pigliate tutte del resate, ma domani quando siete a sole, facetevi questa domanda. Se muro prima ieri, tu puoi che fare, lo vedo a tempo determinato o indeterminato. Almeno come se ne va rassegnato e con resta campa quieto. A monenne Teresuccia, che lo tempo determinato scade. Nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno, vi giuro,
E allora, questo è il gruppo Teatrante Insieme. Noi ci scusiamo con voi che ci siamo permessi di darvi i compiti per casa, per domani. Però lo facciamo per il vostro bene, perché in fondo dobbiamo essere noi, diciamo, a decidere, non gli altri. Buona serata, grazie ancora, ciao!